Passiamo alla seconda interrogazione, il secondo punto. Risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliere del Comune per le riunioni locali aventi ad oggetto imposta di soggiorno. La lettura all'interrogazione, il consigliere Giusa. Allora, i sottoscritti, come Francesco Giamusa e Antonio Rosso, chiedono di conoscere la sola della prossima seduta all'Ufficio di Consiglio Comunale se il merito all'imposta di soggiorno prodotta dall'attuale amministrazione modificata in aumento con deliberazione di Consiglio Comunale in data 30/04/2013 sia intendimento o meno della maggioranza a procedere ad una sua eventuale riduzione, se corrisponda al vero che alcuni operatori commerciali non abbiano corrisposto all'ente comunale l'imposta di soggiorno versata dai turisti nel corso della stagione turistica dell'anno 2013. In caso affermativo al predetto quesito chiedono di risposta affermativa al predetto quesito chiedono di conoscere che consistenza economica abbia il mancato versamento, se e quali intendimenti l'amministrazione intenda adottare per evitare il protrarsi di tale situazione, se e quali intendimenti l'amministrazione intenda adottare per evitare il verificarsi il futuro di tale situazione. Grazie consigliere Giamusa, risponderà all'interrogazione l'assessore Pera. Sì, grazie Presidente. Allora, riguardo questa interrogazione, in particolare al primo punto, noi abbiamo istituito una posta di soggiorno con delibera di consiglio dell'8 febbraio del 2012, no? con l'intento praticamente di andare a finanziare gli interventi così come sono stati concordati e previsti nell'articolo 1 del regolamento dell'imposta di soggiorno. Quell'anno, nel 2012, noi incassavamo 176.000 euro e poi da un'attenta analisi si praticamente riscontravano che le presenze che erano state registrate erano superiori agli introiti invece riscossi. Da una valutazione più attenta ci accorgevamo in effetti che questo poteva anche derivare dal fatto che l'imposta di soggiorno era stata praticamente applicata per i primi 5 giorni, mentre dicevamo anche che la durata media della permanenza è pari a 7 giorni, quindi 2 giorni poteva creare questa discrasia. Da questo presupposto l'anno scorso si è tornato in Consiglio Comunale e si è praticamente provveduto a fare non un aumento ma un adeguamento dell'imposta di soggiorno, prevedendo €1 al giorno per 7 giorni, tralasciando però i mesi di giugno, luglio e settembre al solo fine di poter aumentare l'offerta turistica considerando che si tratta di mesi di bassa stagione, mentre lasciamo €1 al giorno per tutti i giorni del mese di agosto. E qui praticamente poi portavamo soltanto un adeguamento. Addirittura andavamo in Consiglio Comunale per poter ridurre l'imposta di soggiorno per quanto riguarda la 0,50. Non è intendimento di questa amministrazione procedere ad un'eventuale riduzione, considerando che i costi di queste imposte di soggiorno sono entrati di costi molto elevati rispettivamente ad altre realtà di Milano, come il Comune di Lecce e il Comune di Orno, torniamo a un costo di gran lunga superiore. Noi non siamo meno degli altri, quindi voglio dire, anche il Comune di Veneto non penso che sia meno del Comune di Orno, per cui anche la scelta politica di voler adottare, come voi sapete, nel 2012, insieme anche al consigliere Russo, adottammo questa delibera anche in considerazione del fatto che gli enti dei trasferimenti statali non sono stati ridotti a zero, quindi è stata una scelta politica voluta anche in considerazione di questo abbattimento, ed è una risorsa per voi anche importante considerando che si tratta di un più comune a popolazione turistica. Quanto invece agli altri 3 punti, che credo che possono essere meritevoli di un'unica risposta, si possono raggiungere. Noi abbiamo 110 operatori turistici che sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno. Come voi sapete, l'imposta di soggiorno viene pagata in 2 lauree, una il 5 agosto e l'altra il 5 ottobre.
Mezzogiorno che in ritardo. Da qui l'attivazione da parte degli uffici di voler sollecitare il pagamento di quanto dovuto. Adesso finisco. Hanno attivato questi recupero di queste somme e devo dire che grazie al lavoro svolto egregiamente degli uffici noi oggi possiamo dire che sia l'imposta di soggiorno del 2012 che l'imposta di soggiorno del 2016 è stata interamente pagata da tutti gli operatori, per cui ad oggi non possiamo registrare nessun inadempimento, ad eccezione di una sola piccola struttura dove sono stati esperiti tutti i tentativi iscritti sia da parte dell'ufficio tributi sia da parte del comando dei vigili a voler praticamente all'adempimento di quanto dovuto, considerando che per loro sono tutti gli effetti decenti, diciamo di marzo, decenti contanti di fatto, per cui sono tenuti quanto. E non possiamo, essendo la piccola struttura ancora oggi non possiamo quantificare perché manca proprio la comunicazione di questi dati. Tutto quello che si potevano fare